Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a una nuova live targata Reni J. Era tantissimo tempo che non facevo una live, ho un po' abbandonato il canale, però piano piano ci riprenderemo, senz'altro, torneremo insieme, come sapete si accumula un sacco di materiale da poter vedere e da poter analizzare insieme. Quattro chiacchiere da fare, oggi non ho tantissimo tempo, però volevo fare tanti auguri. Come vedete c'è un'immagine lì in alto a destra dello schermo che ciao Michele, benvenuto. No, vabbè, tanto sarà molto veloce comunque, molto molto veloce. Volevo fare gli auguri a Cristina D'Avena, che oggi è il suo compleanno, su tutti i social girano, fotografie, filmati e quant'altro dedicati a questa regina delle sigle, a Cristina D'Avena, che ancora oggi dovunque va fa il pienone cantando queste sigle che tanto hanno fatto parte del nostro passato. E proprio per festeggiare questo compleanno volevo fare insieme a voi l'unboxing di queste due scatole. Prima però voglio un po' aggiornarvi su quello che sarà le live future che cercherò di fare. Allora, innanzitutto vedete qui che io ho comprato, già usato, già giocato con mia figlia più di una volta con questo gioco che è il pranzo è servito di Corrado. Io ho, questa è la versione penso 2023 o 2024 addirittura, su una scatola quadrata, vedete questa è quadrata. E niente, ho anche la versione degli anni 80. Io quindi farò una live dedicata proprio al confronto di questo gioco che è fatto molto molto bene, devo dire la verità, lo trovate anche su Amazon. Il pranzo è servito e lo confronteremo con la sua identica versione con Corrado in copertina degli anni 80. Quindi questo è un prossimo video che avevo intenzione di fare, quindi il confronto tra la versione 2023-2024 del pranzo è servito gioco da tavolo ufficiale e la versione quella degli anni 80 sempre ufficiale del pranzo è servito, e questa era una cosa che mi premeva fare. Poi dobbiamo sempre vedere, qualche giorno fa è uscito in edicola sempre Spray Editori Anime Cult, lo sfoglieremo insieme, con calma faremo anche questo, ok? Non so dove poggiare la roba, ok? Poi sempre in edicola è uscito questo, uno speciale di Japan Magazine dedicato ai giocattoli robot, questo anche pregno di immagini, soprattutto immagini di quelli che sono stati i giocattoli iconici degli anni 70 e 80, pure inizio anni 90 diciamo, però soprattutto anni 70 e 80, e di quelli che sono stati il sogno di tutti coloro che sono stati bambini in quegli anni, avere un giocattolo diciamo che raffigurasse l'eroe robotico che veniva trasmesso in TV. Quindi Zambot 3 qui vediamo che padroneggia, comunque c'è anche Daltanius, ci sono un po' tutti, alcuni li ho avuti anche io. Sono molto geloso sia dei miei due Gig robot, che ce l'ho sia Takara che trasparente, cioè sia tutto un fondo che trasparente. C'ho un sacco di micronauti e c'ho anche qualche altro robot, qualche Daitan 3, come no, un po' trattati male. Comunque questa è una rivista pregna di immagini, soprattutto immagini, ed è fatta benissimo, ve la consiglio, bellissima rivista, bellissimo speciale di Japan Magazine, ok? Poi sempre in edicola, voi sapete che io sono sempre un appassionato di sigle dei cartoni animati, questo è il volume 2 delle sigle degli anime. Noi ancora dobbiamo vedere sia il volume 1 sia l'altra rivista che uscì sempre dedicata ai 45 giri sigle dei cartoni animati, ok? Quindi andremo a sfogliare, mi sa, in una sola live ben 3 riviste, sarà una live un po' lunga, però volevo sfogliare insieme tutte e 3 le riviste, anche se questo è il volume 2 e arriviamo fino al 1987. Come vedete, sigle degli anime, Fonit Cetra sono il periodo della pubblicazione di queste sigle, e va dal 1978 al 1987, ok? E anche questo è pieno di figure, pieno di informazioni, e vi consiglio anche questa rivista online, cioè questa rivista dall'edicola, lo trovate sia in edicola che in fumetteria.
Poi vabbè, c'è questa che è di mia figlia, che lei si diletta a fare la settimana enigmistica, non c'entra niente con quelle che sono le mie passioni, quindi sorvoliamo. È uscito, diciamo, tra ieri e oggi questo numero della collezione di vinili dedicata a Renato Zero per la serie 1010. Io ce li ho tutti là dietro. Dedicheremo una live a vedere la collezione completa, quindi tutta questa qui sono ancora tutti imballati, li vedremo uno per uno, tutta quest'opera quando uscirà Calore, che doveva uscire il 5 luglio, invece siamo molto indietro perché adesso è uscito quando non, no, quando non sei più nessuno, sì, questo è, quando non sei più nessuno, è uscito adesso, doveva uscire il 7 giugno, quindi siamo un po' indietro con le uscite di quest'opera, però senz'altro quando uscirà l'ultimo numero faremo una live dedicata interamente a questa collezione 1010, collezione dei vinili di Renato Zero. Ok? Detto questo, siamo arrivati a bomba e dobbiamo andare ad aprire queste scatole. Oh, io mi avvalgo sempre del mitico coltellino rosso che sta sempre qua, nessuno lo tocca, nessuno lo muove, quindi io qua stava e qua lo ritrovo, ok? Quindi vedete Amazon sempre scatoloni enormi quando spedisce i vinili per evitare che vengano rotti. Tra l'altro vi ricordo, come sta scritto qua, il Prime Day estivo 16 e 17 luglio. 16 e 17 luglio c'è il Prime Day estivo, ok? Quindi qui escono pezzi di qualcosa. Ok, qui tagliamo di qua. Tanto noi sappiamo che i vinili Amazon, oltre a metterli dentro questi scatoloni, i vinili, poi li mette dentro le altre scatole. Vediamo se è così. Allora, io sto aprendo insieme a voi, guardate, vedete? Allora, allora, qui c'è altra carta, ok? E poi ci sono uno e due vinili. E apriamo questa non ci serve più, verrà archiviata nello scatolone della carta. E qui abbiamo i primi due vinili. Io direi apriamo anche questo scatolone, così ci leviamo gli scatoloni da mezzo. Questo lo mettiamo più indietro. Apriamo anche questo, e io l'ho comprati tutti e tre insieme. Meno male che Amazon doveva risparmiare sulle scatole, sulla carta, su tutto. Comunque stiamo aprendo anche questo scatolone, così poi ne parliamo un secondo di questi vinili. Ecco qua, apriamo questo scatolone, apriamo F17 che è uguale all'altro codice, e come vedete qui c'è un altro. Questo addirittura non è neanche chiuso correttamente, ma non ci interessa tanto, ok? Allora, e questo quindi si può buttare, ok? Vado, continuiamo. Allora, abbiamo detto che ciò che contengono queste tre scatole riguarda la nostra regina delle sigle, la nostra Cristina D'Avena. Tanti auguri di nuovo. E praticamente questi vinili, adesso andremo a vedere quali sono usciti tanto tempo fa, non sono appena usciti, attenzione. Io però mi ero rifiutato di acquistarli proprio per il prezzo eccessivo, molto elevato, costavano più di 30 euro l'uno. Io li ho trovati in offerta tra i 10 e gli 11 euro, ok? Su Amazon, quelle offerte lampo ogni tanto le fanno, e quindi quello è il valore che io attribuisco a questi vinili. Ok? Anche perché sono vinili, adesso ne andremo a vedere, che sono dei maxi 45, cioè sono dei 45 giri con un brano al lato A e un brano al lato B, però grandi come i 33 giri da 12 pollici. Ok? Sono particolari perché sono molto belli, adesso li andremo a vedere. Quindi questa io avevo visto che mi sembrava che era mezza aperta, invece è chiusa. Quindi noi andremo a tirare via. Amazon c'ha il pallino con le frecce, quindi basta tirare via questa striscia per poter poi aprire diciamo, l'imballo. Vedete? Basta fare così e non viene via un cacchio. Comunque va bene, ci siamo riusciti in 3 volte, normalmente viene via prima.
e andiamo a vedere qui che cosa esce fuori. Ed eccoci qua. Allora, guardate, questo è un picture disc, Cristina D'Avena. Questo è un brano molto bello, tu riuscirai e riuscendo crescerai. E questo è Arriva Cristina. Ma vedete, è un bellissimo picture disc. Per carità, io non ho mai messo in dubbio né la qualità, perché ho visto pure le recensioni, ne parlano molto molto bene, né la qualità. Vabbè, né la qualità né la bellezza di questi vinili. Io ho messo in dubbio però il prezzo. Come vedete sono ovviamente edizioni limitate numerate. Questa è la 278esima copia, vedete? E qui c'è scritto ovviamente che c'è Arriva Cristina e riuscirai. Quindi un brano al lato A, guardate che bello questo picture, un brano al lato A e un brano al lato B. Bellissime queste immagini, ci mancherebbe, bellissime anche le foto. Come vedete è proprio bello 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 questo picture disc, ma proprio bello bello bello. Però è pure bello, mi sa che è un 180 grammi, perché pesa, quindi RT-SPA ovviamente, e niente, questo è il primo dei tre che andiamo a vedere. Allora, continuiamo, c'è questo, sempre su Amazon, come vedete, si fanno dei buoni affari anche su Amazon, vediamo se questa volta riesco ad aprire, sì, perché questa è una scatola, quella era diversa. Come vedete, questa è una scatola così, questa era diversa, vedete? E quindi su questa. Allora, andiamo a vedere qui invece cosa esce. Eccoci qua, eccoci qua. Oh! Ed ecco un altro picture disc. Vedete? Anche questo tra i 10 e gli 11 euro l'ho pagato, Quindi questa è Cristina D'Avena. Kiss Me Licia, la sigla del cartone animato, attenzione, non confondiamo. E tra l'altro qui è pure solo uno il brano, perché sul lato B c'è Kiss Me Licia strumentale. Quindi questo addirittura è un solo brano. Andiamo a vedere il numero della tiratura limitata, numero 228, perché questi sono stati tutti stampati in tiratura limitata numerata, anche se non si sa quante copie ne sono state stampate. Comunque ci sono tutti i copyright, RT Music, Crioma, che è diciamo quella che cura i diritti di Cristina D'Avena, RT, e poi la Warner sta sempre in mezzo. Quindi pensate quanta gente ci guadagna dalla vendita di un disco che tra l'altro è una ristampa. Sarà pure picture disc, molto bello, quello che volete voi, ma è sempre una ristampa di un brano iconico degli anni 80, e quindi diciamo che non è una novità, un brano nuovo che è stato necessario reincidere, magari ci sarà stato un minimo lavoro di mastering, e poi è stato ristampato su vinile, ovviamente picture disc, molto molto bello. Ma io una cosa ho da ridire, che potevano almeno mettere o su un lato o sull'altro qualcosa che richiamasse il telefilm o il cartone animato a cui si riferisce il vinile. Invece hanno messo delle immagini molto molto belle di Cristina D'Avena, la cantante tra l'altro in questo caso solo del lato A, perché il lato B, essendo strumentale, non è cantato da Cristina D'Avena. E infatti, come vedete, nel lato B c'è un'immagine scura di Cristina D'Avena, mentre di qua c'è l'immagine che si vede bene. Quindi qui Cristina D'Avena canta solo il lato A, mentre su quell'altro che abbiamo visto cantava tutti e due i brani. Tra l'altro ottimo la scelta del brano Riuscirai, perché è bellissimo, è un brano molto molto bello della serie TV, preso dalla colonna sonora della serie TV. E poi abbiamo l'ultimo, perché gli altri, ne sono usciti 6 mi pare in tutto di questi picture disc, gli altri stavano ancora a prezzo pieno, e io aspetto che si abbassino di prezzo per poterli acquistare anche quelli. Se non li trovo più fa niente, se li trovo ancora sarò contento di pagarli il prezzo che sempre che dico io. Andiamo a vedere, eccolo qua, bellissimo anche questo, e qui ci sono due brani diversi, e guardate che bella immagine. Questa è Nana Supergirl, dal nulla arriva Nana e lei passato non ha, creata da uno scienziato che da padre le fa. E qua invece c'è Pollon combina guai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei sei,
tu, oh, 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 Pollon. Allora andiamo a vedere anche questo, 802, numero 802. E qui c'è proprio Nana Supergirl e Pollon, Pollon combina guai. Ovviamente su tutti c'è il bollino SIAE prismatico. Vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco. Dovrebbe partire la macro, sì, vedete? Destinata alla vendita, noleggio vietato, ormai noleggio, ma chi lo fa più di roba? Ok? Quindi guardate che bello, questo è Pollon, Pollon combina guai e questo è Nana Supergirl. E come vedete, vediamo se mette a fuoco, bellissimo, Cristina D'Avena, Nana Supergirl e Pollon, Pollon combina guai. Molto molto bello. Infatti vedete su quest'altro, come vi ho detto, che c'è la versione strumentale dall'altra parte, c'è solo scritto Cristina D'Avena, Kiss Milicia. Ok? E qua invece c'è scritto tutti quanti in edizione limitata. Ok? Cristina D'Avena, arriva Cristina e riuscirai. Bellissimi tutti e tre questi dischi, questi vinili. Io non ho capito perché mo abbiamo cominciato a chiamarli vinili pure in Italia, ma prima si chiamavano dischi, ma proprio belli belli belli, guardate, veramente belli, ovviamente custodie trasparenti. Questi si potrebbero per gli appassionati anche mettere dentro una cornice, si trovano anche da Ikea ma anche su Amazon le cornici per i nostri bellissimi vinili, e quindi niente, praticamente si potrebbero mettere in cornice magari girandoli. Addirittura ci sono dei portacornici, cioè delle cornici molto facili perché si inseriscono lateralmente, quindi li potete girare e cambiare facilmente perché la cornice intorno ha dei binari dietro. L'ho viste anche su Amazon, però non sono facili da trovare, però l'hanno fatte. Ci sono dei binari sopra e sotto in cui uno può inserire, davanti c'è un vetro o un plexiglass, ma non mi ricordo, però l'ho visti, e uno inserendo, perché la grandezza è quella, il disco è sempre 33 centimetri di diametro, quindi è un 12 pollici, e voi lo potete inserire così e lo lasciate. Poi quando vi siete stufati di vedere quello, lo levate, magari lo girate, c'è un'altra immagine e lo mettete. Sono belli per esporre, diciamo, le copertine, che io poi è un altro format che ho in mente, di far vedere le copertine di tutti i vinili, perché a parte i picture disc che escono senza copertina, in più delle volte hanno questa copertina trasparente di plastica, ma le copertine degli altri dischi sono una più bella dell'altra, una più lavorata dell'altra. Diciamo che le copertine dei vinili, ci sono dei grafici dietro che ci lavorano, che secondo me sono degni di nota e nessuno gli dà quell'importanza in più rispetto poi ai brani che contengono direttamente i vinili. Però va fatto una particolare attenzione, va data una particolare attenzione alle copertine dei vinili, sia davanti che dietro. Molti sono gatefold, cioè si aprono in due e hanno anche delle immagini interne. Attenzione, molti hanno gli inner sleeve, che sono le copertine che contengono poi proprio il vinile, quindi c'è la copertina intorno di cartone, poi le copertine interne che di solito sono di carta, con dentro quelli più pregiati, hanno anche un minimo di plastica antistatica, quindi diciamo che gli inner sleeve anche sono stampati, molte volte contengono le parole delle canzoni, molte volte contengono altre fotografie dei cantanti o del gruppo, dei musicisti, insomma guardate che c'è tanta roba da dire anche parlando solo delle copertine dei vinili. Ok? Questo quindi è un altro format che ho in mente di fare. Diciamo le idee sono tante perché poi parlando solo dei vinili e della musica, ma poi dovremo parlare sempre degli anni 80 per quanto riguarda giochi da tavolo. Vi voglio far vedere, se riesco ad andare dai miei, io lì c'ho un gioco da tavolo che volevo farvelo vedere da tanto tempo, manca di alcuni pezzi che però si possono ritrovare facilmente anche al giorno d'oggi, quindi poi vi terrò aggiornato per parlare sempre degli anni 80 e 90, e poi c'è sempre da parte la parte di Reni Retro che è in me, che è tutta la mia collezione di retro computing, retro gaming e tutto questo. Vedremo insieme, spero prima di Natale,
parte della mia collezione di retro computing, quindi tutta la roba Commodore, Sinclair, Atari, Nintendo, Intellivision, ColecoVision e chi più ne ha più ne metta. Ok, avevo detto che questa live sarebbe stata abbastanza rapida, infatti abbiamo visto questi 3 vinili, abbiamo parlato che il pranzo è servito, abbiamo visto la collezione che sto facendo di Renato Zero, che è quasi arrivata al suo epilogo, alla sua fine, perché doveva finire, io ero partito dall'idea che era già finita adesso, invece mancano ancora 2 uscite che non si sa quando faranno uscire, quindi anche 1010 faremo una live dedicata a tutti questi fascicoli, faremo una live dedicata alle 3 riviste che parlano di sigle di anime e di cartoni animati e faremo poi, continueremo con le live, sfogliamo insieme di tutte le riviste della Sprea Editori. Ok? Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon weekend, ci vediamo presto sul mio canale, se volete io a fine live adesso comincerò a dirlo, visto che tutti quanti mirano ad avere più ascolti, più visualizzazioni, io non lo faccio per un motivo economico, ma per avere più visual diciamo ai miei video, alle mie live che rimangono lì su YouTube, quindi potrete accedervi facilmente andando sul mio canale YouTube e andandovi a vedere qua e là qualche live registrata, anche perché sono cose che non creano attenzione solo in live, ma anche magari più in là parlare ecco, di vinili, di qualunque altra cosa. Quindi andate a iscrivervi al mio canale, potete non attivare la campanella o se volete attivatela così quando sto in live vi compare la notifica e mettete se vi fa piacere un like e un commento a questo video, se volete darmi dei consigli, qualcosa da fare in meglio, qualcosa da fare in peggio, qualche argomento che ha a che vedere sempre con Reni Tunes, Reni Retro e Reni J, quindi la musica diciamo quasi a 360 gradi, tranne quella ultima diciamo, però io ecco CD, vinili e audiocassette sicuro, quindi poi tutto quello che c'è intorno, quindi tutti i vari sterei anni 90 eccetera, un po' di streaming pure ne possiamo parlare, Spotify, YouTube e tutti questi siti diciamo che gestiscono lo streaming di musica, poi ovviamente Reni Tunes, cartoni animati a 360 gradi, anche se non sto molto addentro, c'è mia figlia che è appassionata, che ha dentro anche cartoni animati moderni. Io mi fermo come sempre, come sapete, 31, 12, 1999, io lì mi fermo, quindi bene o male fino a quella data sono abbastanza informato, quindi riviste e qualunque altra cosa tratti questi argomenti e poi diciamo c'è la parte Reni Retro Computing, soprattutto tutto Commodore, ok? Grazie a tutti di nuovo, buon sabato, buona domenica, buona giornata e ci vediamo prossimamente, ok? Allora, vediamo un po' qui, io come al solito mi scordo sempre tutto qua, vediamo un po', sì, questa va bene, perfetto. Arrivederci, grazie di essere stati con me e ci vediamo prossimamente alle prossime live. Ciao a tutti!